Marina Militare e Vigili del Fuoco uniti per festeggiare la loro patrona, Santa Barbara. Insieme si sono ritrovati presso la chiesa della Santissima Trinità di Porto Empedocle per un momento di preghiera con una solenne concelebrazione presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, alla presenza del prefetto e delle massime autorità civili e militari della provincia di Agrigento. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, Agazio Tedesco, e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Calogero Barbera. Con loro anche i reduci dell'AMNI, Associazione dei Marinai d'Italia, le famiglie e tanti cittadini che hanno voluto rendere il giusto omaggio a queste importanti istituzioni. Nella sua omelia l'arcivescovo ha ricordato la figura di Santa Barbara, l'attualità della sua fede e la fermezza della sua vita. Ha avuto parole di elogio per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e dai militari della Capitaneria di Porto, per il disprezzo del pericolo e la loro azione in aiuto nelle situazioni più pericolose. Santa Barbara è la nostra patrona, il momento ci impone una riflessione nel mondo in cui il mare ormai è centrale, la risorsa mare è importantissima e vede impegnati tutti gli uomini e le donne della Marina Militare, della Guardia Costiera ogni giorno per tutelare la risorsa mare per le nuove generazioni. La nostra patrona ci impone questa profonda riflessione perché solo andando indietro e solo avendo certezza in quelli che sono i nostri valori comuni a quelli dei Vigili del Fuoco con cui condividiamo la patrona possiamo guardare al domani con fiducia, perché il nostro non è un semplice lavoro, ma è una missione per cui non ci può essere un'assuefazione al soccorso, ma il soccorso è un'emozione che emoziona ogni giorno come la prima volta. Ogni soccorso, ogni operazione ambientale è un'emozione che viene svolta in favore della nostra comunità a cui siamo profondamente legati e che ringraziamo ogni giorno per quello che fa e per il rispetto che nutre per noi. Oggi festeggiamo l'onore e l'orgoglio di appartenenza al Corpo Nazionale e, come lei ha visto, non solo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche Marina, Capitaneria di Porto. Appartenenza allo Stato a servizio della collettività. Un appuntamento importante per la patrona ma anche per ritrovarsi e condividere i valori. Sì, ci dà senso di impegno, di appartenenza per essere all'altezza del bisogni della collettività, uniti per la collettività. Il Corpo dei Vigili del Fuoco è uno di quelli che è sempre presente in ogni occasione e forse per questo c'è anche un profondo amore da parte della città. Vede, grazie per ricordarmelo. Questo amore della collettività per noi Vigili del Fuoco ci dà ancora più senso di impegno per onorarlo e per essere all'altezza delle attenzioni che la collettività ci regala. E poi quello che Santa Barbara ci dice è il disprezzo del pericolo e l'aiuto per il prossimo. Rischiamo la vita 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, ma lo merita lo Stato, lo merita la collettività. Le celebrazioni sono dei momenti fondamentali, non sono formalismi, non sono momenti così a cui partecipare solo per obbligo, ma da riempire di contenuti, perché in realtà il momento della festa, chiamiamola pure festa, celebrato magari in questo caso da una messa, visto che Santa Barbara è la patrona, come sappiamo, degli artificieri, dei Vigili del Fuoco e dei marinai militari, di tutti quelli che viaggiano armati sul mare, ecco. Celebrare una festa insieme significa riunirsi attorno a valori comuni, significa anche festeggiare quelli che ci sono e quelli che non ci sono, o perché non ci sono più in quanto purtroppo vittime sul lavoro. Oggi osservavamo con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco che non c'è comando che non abbia un monumento con i nomi dei propri caduti in tutta l'Italia, oppure perché altri mancano in quanto, come i vigili e i marinai che sono impegnati in questo momento a Lampedusa, stanno svolgendo delle attività le quali non possono conoscere interruzioni e quindi non possono festeggiare con noi. Allora festeggiamo per quelli che sono qua e per quelli che non ci sono, affratellati dallo spirito di servizio, non tanto per l'idea astratta di patria, ma per l'idea molto concreta di comunità che ci accomuna tutti.
Santa Barbara è stata scelta come patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco per diversi motivi legati alla sua storia e al suo legame con il concetto di protezione in momenti di pericolo. La giornata in onore di Santa Barbara è iniziata nello spiazzale della chiesa con la mostra dei mezzi operativi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. È stata anche effettuata una spettacolare esibizione dei Vigili del Fuoco del nucleo SAF che si sono calati da un'autoscala slotolando la lunga bandiera tricolore.